Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra missione in single player. A quanto pare dobbiamo uscire dal tempio di Citra per dirigerci verso Vaas e Hoyt. Allora, vediamo un po' quello che abbiamo disponibile quest'oggi. Procediamo, deve essere qui l'uscita del tempio, attenzione, perfetto. Allora, Jason, stiamo per attaccare un convoglio di prigionieri di Vaas. Qual è il piano? Un'imboscata. Incontra gli uomini che ti aiuteranno a Churchtown. Saranno felici di darti una mano. bene, eccoci finalmente fuori dal nostro tempio di Citra. Dobbiamo arrivare immediatamente al nostro punto esclamativo dove il leader del Rakyat sta organizzando una sorta di agguato per un gruppo di pirati di Vaas. Ottimo, è a circa 1400 metri dalla nostra posizione. Qui c'è una bella macchinina di fronte a noi, perfetto. Vediamo un po' se funziona. Olè, vediamo un po' di procedere. Deve essere da questa parte. All'interno del prossimo gameplay, ragazzi, in Far Cry 3 vedremo un po' di affrontare una bellissima missione di caccia in compagnia del nostro caro Jason. Purtroppo non ho potuto effettuare la missione di caccia all'interno di questo gameplay proprio perché questa missione è legata nettamente alla storia e quindi sono vincolato ad effettuarla, ma all'interno del prossimo gameplay, nel momento in cui avremo un po' di libertà, ci concentreremo maggiormente sul potenziamento delle nostre abilità, soprattutto del nostro equipaggiamento. Allora, 1000 metri il nostro obiettivo principale. Intanto vi ricordo che abbiamo acquistato il nostro bel fucile di precisione, siamo sempre muniti del nostro caro arco e quindi vedremo un po' di affrontare questa missione nel migliore dei modi. Perfetto, guardate un po' delle gran piante che ci sono qui vicino, potrebbe essere anche un ottimo punto di raccolta, però l'inventario è davvero molto pieno. Ok, 700 metri, ci stiamo avvicinando. Questa è una delle migliori autovetture che ritroviamo sull'isola, a quanto pare. Abbiamo la mitragliatrice di dietro, a quanto pare no, dannazione. Ok, procediamo, perfetto. Oh, addirittura siamo in piena notte, sarà un'imboscata davvero perfetta. Ok, dobbiamo procedere da questa parte. Dannazione, siamo anche nella zona che non possiede un'accurata visione. Ok, andiamo, devono essere lì dall'altra parte del, come dire, del mare. Dannazione, come possiamo arrivarci? Mi sa che dobbiamo affrontare solo questa zona a nuoto. Bene, diamo un'occhiata al nostro equipaggiamento. Perfetto, ovviamente sempre la 44 Magnum qui alla nostra cara mano destra. Andiamo, bene, presto. Ottimo, meno male che ho potenziato l'abilità del ragno per essere più competitivo in acqua. Guardate quanto siamo scattanti. Ottimo, bene, allora, perfetto, sta addirittura per sorgere il sole a quanto pare. Bene. Procediamo, vediamo un po' quello che possiamo fare. Siamo quasi come dire, al confronto diretto con il nostro Vaas. Vediamo un po' quello che hanno intenzione di fare i nostri cari Rakyat. Devono essere qui intorno. Ok, questo è una specie di campo di raccolta. Vedremo un po' cosa hanno intenzione di fare. Ok, eccoli lì finalmente. Andiamo, attenzione a non romperci una bella gamba, che qua stiamo scendendo da una scogliera. Ottimo. Andiamo. Ah, qui ci deve essere anche una bella torre radio. Deve essere a nord della nostra posizione. Magari più avanti vedrò di attivarla, perché è davvero molto importante. Ok, vediamo un po'. All'interno di questa bella baracca ci deve essere una bella riunione. Quindi vediamo un po'. Andiamo presto. Qua abbiamo Jigen in persona. Vai a parlare con il capo dei Rakyat. Vediamo dov'è il nostro caro amico. Ok, attenzione, qua è una specie di labirinto. Mamma mia, cioè gliela potevano fare una bella stradina di montagna, no? In mezzo alle rocce dobbiamo camminare. Ok, deve essere proprio qui dentro. Vediamo un po'. Nella chiesa si stanno riunendo. Vediamo. Ecco il capo dei Rakyat. Tutti, in posizione! È bello averti qui, Jason. Il convoglio di Vaas passa dal villaggio. Dobbiamo piazzare gli esplosivi per bloccarlo. Bene. Dammi il C4, faccio io. Da paura. Già. Abbiamo preso un po' di rispetto nei confronti del nostro. Dobbiamo piazzare immediatamente il nostro C4. A quanto pare la banda di Vaas sta per arrivare. Allora, ecco qua il nostro C4. Esplosivi di alta classe, eh? Arrivo, tranquillo amico mio. Perfetto, questo bel camion potrebbe essere abbastanza utile. Deve essere addirittura pieno di roba infiammabile. Benissimo. Ok. Arriva il convoglio! Dannazione. Pronto? Ciao Jason, sono Lisa. Sono È occupato. proprio che adesso. Volevo solo dirti che la barca è quasi pronta. Quando è che torni? c'è? Non lo so. Ma torni, vero? Sì. Ok, a presto allora. Dannazione, proprio adesso ci Loro doveva non chiamare. capiscono. Ok, vediamo di raggiungere immediatamente la torre principale. Qua avremo un'ottima visuale per colpire i nostri amici con il fucile da cecchino. Bene. Ci sono, amico mio, perfetto. Ah, qua ci sono kit medico. Vediamo un po', molotov addirittura, e anche innumerevoli munizioni per il nostro fucile. Perfetto, vediamo un po'. Vediamo di usare quest'altro fucile da cecchino che ci ha consegnato direttamente la missione. Potrebbe essere migliore. Ok, ecco che arriva il convoglio nemico. Non sono dei pirati. Non mi sono dei pirati, sembrano infatti io sono mezzi corazzati, pronti per un bel botto. Boom! Attenzione, eccoli lì, pronti al fuoco. Fuoco!
questa è una roba pesante. Beccati questa, amico mio. Mamma mia. Ritorniamo alla vecchia guardia. Attenzione, dobbiamo mirare alle parti vitali. Sono molto ben equipaggiati. Ok, ricarichiamo. Dannazione. Abbiamo solo un proiettile in canna. Bene, 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 raggiungiamo quest'altra posizione. Arriva un'altra bella jeep. Eccola davanti a noi. Prendiamo il guidatore. Ah, perfetto, ultimo colpo alla testa. Dannazione, l'abbiamo mancato. Arrivano, arrivano. Maledizione. Becca di questo. Siamo in netta difficoltà. Ci stanno mirando. Via, 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 via. Stiamo terminando addirittura i colpi. Abbiamo l'ultimo caricatore. Vediamo da questa parte. Eccone un altro. Dannazione. Maledizione. Beccati questo. Ottimo. Rimangono ancora un paio. Speriamo che non raggiungano la nostra posizione dalle scale. Oh mio Dio. Eccone un'altra ancora davanti a noi. Beccati questo. Ma non sono dei pirati, sono dei mezzi corazzati. Ecco qua i nostri cari amici dei Rakyat. Beccati questo. Ehi, questa è una specie di Barrett Cal, ragazzi. Guardate un po', riesce a perforare addirittura le armature. Ottimo. Ne rimane ancora un altro. Stiamo per perdere tanta vita. Benissimo. Altri? Da dove arrivano? Abbiamo l'ultimo proiettile in canna, dannazione. Vediamo un po'. Mi sa che dobbiamo scendere di qui. Non ne vedo più davanti a me. Eccoli qui che arrivano. Prendiamo quello più corazzato. L'abbiamo mancato, dannazione. Vediamo di scendere. Maledizione. Non trovo immediatamente le scale. Via, 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 via. Andiamo ad aiutare i nostri amici. Ottimo. Le mani. Dannazione. Scendi, scendi. Maledizione. Via, 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 via. Stanno coprendo il convoglio. Devono essere... Raggiungiamo i nostri cari amici dall'altra parte della mappa. Eccoli, eccoli. Oh mio Dio, ci fanno a fette. Via, 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 via. Ottimo. Meno male che abbiamo la nostra bella 44 Magnum. Vieni qua, amico mio. Qua c'è Gigan in persona. Crepate. Oddio. Addirittura granate ci tirano, dannazione. Vediamo un po' di rispondere a fuoco. Bene. Crepate. Avanti. Avanti. Perfetto. 3 minuti. Se ne sta andando. No, maledizione. Sali sul camion. Inseguiamolo, presto, presto, presto. Ecco qua il camion. Camion? Non ne ho mai guidato uno, proviamo, guarda che figo. Andiamo, 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 andiamo. Oh, ci sparano, dannazione. Maledizione. Lasciatemi in pace. Via, 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 via. Crepa. Andiamo, 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 andiamo. Deve essere da queste parti, dobbiamo raggiungerlo presto. Questo bel tir all'Euro Truck Simulator. Avanti, 80 miglia orarie. Forza, non vedo un accidente con questo vetro mezzo distrutto. Lasciatemi passare. Via, 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 via. Ci stanno inseguendo. Maledizione. Oddio, ci stiamo portando una macchina di dietro. Avanti, avanti, abbiamo pochissima vita. Ok, una bella siringa ci può tirare su. Avanti, eccolo qua il camioncione. Oh mio Dio. Elimina i mercenari rimasti, devono essere da queste parti. Presto, 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 presto. Dannazione, ci fanno fuoco. Oh mio Dio. Dove sono? Maledizione, una bella freccia esplosiva, proprio quello che ci serve. Una bella freccia esplosiva, dannazione. Oddio, oddio. Sono qui. Maledetti, via, 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 via. Mettiamoci qua sopra. Eccoli, arrivano. Beccati questo. Perfetto, non è morto. Oh mio Dio, oh mio Dio. Perfetto, vediamo un po'. Siamo molto lontani dalla loro posizione. Maledetto, crepa. Beccato. Siamo molto lontani. Vediamo un po'. Salve i prigionieri dentro al convoglio. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Mamma mia, questi prigionieri proprio erano speciali. Allora, vediamo un po'. Interagisci con la porta dell'APC. Andiamo a... Follia, follia, sì. Follia. È fare, rifare la stessa cazzo di cosa. Ancora e poi ancora. Sperando che qualcosa cambi. Questa è follia. Il primo che mi ha detto questa cosa, non so, credevo che mi prendesse per il culo e allora boom, gli ho sparato. Il fatto è che aveva ragione. E poi ho iniziato a vederlo ovunque guardassi questi idioti di merda. Ovunque guardassi a rifare la stessa cazzo di cosa. Ancora, 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 ancora. Pensando, stavolta sarà tutto diverso. No, dai. Stavolta sarà tutto diverso. Mi spiace, ma non mi piace il modo in cui mi guardi. Ok? Hai un cazzo di problema nella testa. Credi che ti prendo per il culo? Fanculo! Ok? Fanculo! A posto, bello. Ora mi calmo. Ora mi calmo. Il fatto è che... no? Il fatto è che ti ho già ucciso. Una volta. E non è che io sono un cazzo di pazzo. Ok. È soltanto acqua passata. Ti ho mai detto qual è la definizione di follia?
Oh, cazzo. No! No, no, no. Maledizione! No! Fatti! Via, vediamo di scappare ragazzi, a quanto pare nel convoglio c'era Vaas, dannazione. Vediamo di uscire, presto, presto, presto. Oh, ce l'abbiamo fatta, via. Ah, usciamo, via, oh mio Dio, stiamo soffocando. Presto. Bene ragazzi, vediamo un po' di uscire da questo cenote, vediamo di prendere una bella boccata di aria fresca al di fuori. Diamo un'occhiata. Ah, non abbiamo armi probabilmente, ci hanno ripulito di tutto. Allora, vediamo un po'. Attenzione, ah, una guardia. Maledetto. Ah, di già. Maledizione, vediamo un po', aveva anche un bel fucile a pompa. Dobbiamo seguire il pick up, probabilmente il pick up che porta i prigionieri. Vediamo un po', orologio LCD, ricco il nostro amico qua, eh? Fucile a pompa, dannazione. Aveva le munizioni per il mitra e aveva il fucile, dannazione. Vediamo un po', ah, altre due guardie, attenzione, sempre il nostro macete. Potrebbe essere utile, ottimo. Ce n'è un altro ancora davanti a noi, questo capellone qui. Vieni qua, amico mio. Che abbiamo fatto barba e capelli. Perfetto, vediamo di procedere, vediamo se hanno anche qualche proiettile per noi. Ah, perfetto, un bel caricatore per lo shotgun. Allora, vediamo un po' dove sono i nostri cari prigionieri. Devono essere a 50 metri. Allora, vediamo un po'. Diamo un'occhiata. Ah, un elicottero. L'elicottero. Forse è lì che ha portato i guerrieri. Ah, l'elicottero dall'altra parte della mappa, dietro la collina. Marcare delle posizioni tattiche. Ah, forse abbiamo ancora la nostra reflex da $800. Bene, allora, dobbiamo evidenziare tutti i particolari nemici. Ah, delle postazioni, cecchini addirittura. Dobbiamo agire molto furtivamente. Vediamo un po'. Maledizione, guardate un po' dei gran soldati che ci sono. Qui ce n'è un altro, ma dobbiamo cercare di evidenziarli tutti per evitare di combinare sorprese. Oh, qui c'è un allarme. Questo potrebbe essere letale. Vediamo un po' dov'è il punto centrale per la disattivazione. Perfetto, ricordiamolo. Attenzione. Ecco un altro uomo. Perfetto, dobbiamo procedere immediatamente verso quella posizione. Qui c'è il pick up. Allora, io dico che la zona migliore per attraversare il campo è la parte sinistra. Magari possiamo... è quella meno sorvegliata. Ok? Abbiamo sempre i nostri cari sassi, quindi con i sassolini magari possiamo ottenere vantaggio sui nemici un pochino meno svegli. Attenzione. Ok, ecco il primo. Allora, vediamo un po' come possiamo raggirarlo. Vediamo con un bel sasso, attenzione a non beccarlo in testa. Facciamolo girare dall'altra parte. Amico mio, perfetto, eccolo, procediamo. Vediamo, speriamo di non beccare nessun altro soldato alla nostra destra. Eccolo, maledizione. Bene, ce l'abbiamo fatta comunque. Perfetto, vediamo un po'. Ci deve essere una scala. Eccola da queste parti. Attenzione. Allora, vediamo un po'. Eccolo lì, è abbastanza distratto. Oh, dannazione. Vediamo se possiamo tirarlo giù magari col pugnale, qualcosa del genere, una mossa del genere. Maledizione, non possiamo farcela. Dobbiamo proprio portarlo da un'altra posizione. Vediamo da quella parte. Dannazione. Perfetto. Vai amico mio, vai. Avanti, proviamo a salire di qui. Presto, presto. Vieni qua, bello. Abbassiamoci. Ottimo, non se ne è accorto nessuno. Ha addirittura delle munizioni, una bella mitraglietta. Questa potrebbe essere utile. E il fucile da cecchino, eccolo qua, il Draunagov. Meno male che abbiamo addirittura la postazione Oh! Maledizione. Che vuole questo? Di chi è quel corpo? Attenzione. Chi l'aveva visto a questo maledetto? Un figlio di... Maledetto. Se ne sono accorti di lui. Si era messo pure a gridare. Mamma mia. Meno male che l'abbiamo fatta a fettine. Ok, qui non li troverà nessuno. Meno male che abbiamo preso anche il fucile di precisione. Qua avevo visto che c'erano delle munizioni. Benissimo, adesso avremo anche la possibilità di affrontare i nostri nemici. Perfetto. Allora, vediamo un po' come possiamo agire. Attenzione che ci sono anche innumerevoli guardie. Allora, possiamo andare anche dall'altra parte. Vediamo un po'. Lì c'è un bel soldato che continua ad avanzare. Dobbiamo arrivare alla zona dell'allarme. Perfetto. Possiamo provare da questa parte, visto che le guardie adesso non stanno guardando la nostra posizione. Proviamo, andiamo, presto, presto. Ce l'abbiamo fatta, perfetto. Dobbiamo trovare l'allarme, il nostro unico obiettivo. Deve essere qui. Dannazione. Ci sono addirittura le stesse luci. Ah, eccolo qua, proprio alla nostra sinistra. Disattiviamo il tutto. Presto, questo dannato allarme. Dannazione. Tutti gli allarmi disattivati, perfetto. Adesso avremo la possibilità di scannare tutti i soldati in maniera tale da non essere scoperti. Perfetto, vediamo qua su altre munizioni. Iniziamo al tiro a segno. Ecco il primo, questo qua magari possiamo farlo fuori con un semplice colpo di pugnale, con una semplice pietrolina al muro. Perfetto, amico mio. Calma, vieni qua. Abbiamo la Oh, dannazione, si è girato. Maledetto. Raggiungiamo l'elicottero.
Ah, non se ne è accorto nessuno, ma possiamo agire in completa furtività lasciando vivi anche gli altri uomini. Perfetto, perché ucciderli? Andiamo dall'altra parte, 50 metri il nostro obiettivo principale, vediamo un po'. Qua c'è già qualcuno, dannazione, un altro bel soldato. Vediamo di procedere di lato, dannazione, ok. Cani? Qua sembra pieno. Mi sa che dobbiamo partire al tiro a segno, ragazzi, vediamo un po'. Calma. Maledizione, innumerevoli soldati. Dobbiamo raggiungere questa posizione per poi farli fuori tutti con il nostro fucile. Ok, continuiamo. Vediamo un po', nel momento in cui ci osserva lo facciamo fuori. Ok, possiamo procedere. Maledetto, davvero molto difficile. Perfetto, andiamo. Un cane. Maledetto Bobby, vieni qua, lasciami in pace. Via. Ci hanno scoperto. Dannazione, ci spara. Maledetto. Dobbiamo ricaricare. Dobbiamo metterci una bella siringa, magari un'endorfine, qualcosa del genere. Cerchiamo di produrla. Allora, endorfine, abbiamo la possibilità di crearne 2. Perfetto. E utilizziamola immediatamente. Andiamo. Dov'è il nostro caro amico? Deve essere qua sopra. Vediamo un po'. Abbiamo sta bella mitraglietta. Crepa. Ah, dannazione. Fa male. Ok. Arrivano tutti dall'altra parte. Maledizione. Eliminato, perfetto, l'elicottero è davanti a noi, dobbiamo salire immediatamente. Sta per decollare. Maledizione, ecco che arrivano tutti. Maledetto. Crepa. Perfetto. Ci sono 4 uomini davanti a noi. Oh, il Big Jim. Dannazione. Maledetto. Ci sparano. Ho terminato addirittura le cure. Vediamo un po', abbiamo le endorfine. Maledizione, vediamo un po' di ricaricare il tutto. Perfetto. Vediamo un po' col fucile di precisione quello che possiamo fare. Diamo un'occhiata. Bene, eccolo qui. Fuoco. Dannazione, l'abbiamo mancato. Peccato, perfetto, ottimo colpo alla testa. Ce ne devono essere altri. Crepa, maledetto. Maledizione. Perfetto, se ne avvicinano altri. Mannaggia, non abbiamo molte protezioni. Eccolo un altro davanti a noi. Eccati quest'altro. Vediamo un po', ma l'elicottero forse non va via, probabilmente perché abbiamo eliminato gli allarmi. Attenzione, ce ne devono essere altri. Ci deve essere ancora il Big Jim da queste parti. Oh mio Dio. Corriamo verso l'elicottero. E qui davanti a noi. Maledetto. Crepa, maledizione. Non va giù. Molto molto ben equipaggiato. Dannazione, dobbiamo eliminarlo. È molto ben equipaggiato. Non ho nulla per tirarlo giù. Devo solo salire sull'elicottero. Evitiamo un contatto diretto. Via, 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 via. Andiamo. Decolla. Ok. Portaci su, dai. Via, lasciami in pace, maledetto pelatone. Oddio, che sta facendo quello là sotto? Maledetto, l'RPG. No, lasciami in pace. No, maledetto, ci ha preso. Aia, abbiamo fatto un bel botto. No, siamo ancora vivi, meno male. Ancora. Ti ho mai detto la definizione di follia? Oddio, che cos'è? Mamma mia, dove siamo finiti? Sembrano mani, ossa. Dannazione, usciamo di qui. Che cos'è? Ma come abbiamo fatto a essere ancora vivi? Ah! Dannazione, che schifo. Spostati. Levati, maledetto. Via. Ma dove siamo finiti? Siamo sottoterra. Vediamo un po'. È una specie di fossa. Avanti. Spostati. Ma la domanda è come siamo ancora vivi? Vediamo. Avevo ragione, infatti. Infatti. Come abbiamo fatto? Vediamo. Ci deve essere una... il nostro salvatore. Jason.
Dennis. Ma com'è possibile? No! Non ci credo! L'accendino che ci aveva dato Vas diverse missioni fa! Il destino ti sorride. Chi è il responsabile? Vas. Per celebrare la tua morte. Ma era più uno show per Oit. Invece, sono vivo. Di a Sitra che arrivo. Ok, glielo dico subito. Abbastanza fortunato il nostro Indiana Jason. Mamma mia, l'accendino che blocca la pallottola. Wow, addirittura... Devo riprendere la mia roba da quei pirati. Ah, ci hanno addirittura fregato la roba, il mio caro arco, maledetti, la mia unica arma che so usare. Vediamo un po' di riprendere il tutto. Abbiamo qualcosa? Ancora niente, solo armati della nostra mente e del nostro coltello. Vediamo un po' cosa fare. Deve essere proprio lì dentro tutta la nostra roba. Vediamo cosa c'è qui dentro. Allora, diamo un'occhiata. Ispeziona il campo e cerca l'equipaggiamento. Infatti deve essere proprio qui dentro. Vediamo un po', ci sono delle mine. Questa potrebbe esserci utile. Ok, l'unica nostra arma. Vediamo un po' come usarla. Attenzione. Allora, ci sono due maledetti qua davanti a noi. Bene, se riusciamo a raggiungere il nostro equipaggiamento siamo a posto, perfetto. Ci sono dei picchiatori probabilmente. Diamo un'occhiata. Ah, la nostra telecamera non ce l'abbiamo più. La nostra macchina fotografica, dannazione. Allora, vediamo un po'. Possiamo raggirarli magari da questa parte. Procediamo, benissimo. Ok. Allora, il nostro equipaggiamento deve essere proprio lì dentro. Vediamo di attirarli con un bel sasso proprio da quella parte. Perfetto, anche al nostro caro amico qui intorno. Benissimo. Andiamo, andiamo, andiamo. Forza che ce la facciamo.